Buonasera a tutti amici da Napoliello87, Forza Naples. Che partita è stata quella di oggi? Insomma, c'è una partita molto combattuta a centrocampo. Le due squadre secondo me hanno sbagliato l'ultimo passaggio per poi arrivare alla conclusione in porta. Più o meno simile alla partita quella della Fiorentina e dell'Inter. Diciamo che la Fiorentina nel secondo tempo migliore, l'Inter meglio nel primo tempo, che poi ha fatto gol, ha gestito la partita, un gran gol di Borja Valero su assist di Brozovic. Borja Valero che oggi secondo me è il migliore in campo dell'Inter, oltre al gol ha fatto una grande partita di possesso palla. Dall'altra parte la Fiorentina sì, crea ma non riesce a sfondare il muro dell'Inter che regge molto bene. La stessa Inter crea le occasioni, ma dall'altra parte ugualmente la Fiorentina riesce a reggere gli attacchi dell'Inter. Lautaro e Lukaku è più pericolosi come sempre da parte dell'Inter. Diciamo c'era anche un gol dell'Inter di Lautaro che poi è stato valutato per fuorigioco, sempre nel primo tempo. Nel secondo tempo cambia la partita, la Fiorentina più viva, ovviamente deve recuperare il risultato. Diciamo Chiesa viene sostituito verso la metà del secondo tempo, entra Vlahovic, con Vlahovic in campo e un'altra Fiorentina, sembra una Fiorentina più cattiva che si spinge in avanti per cercare il pareggio. Anche se l'Inter nello stesso tempo in contropiede ha le sue chance. Diciamo c'è un episodio molto dubbio dove esce Dragoschi e va a colpire Lautaro. Ora salta, insomma, e si butta a terra lui, il difensore Lautaro, un macello. Insomma, però l'arbitro dà fallo contro il portiere. Ora questo è un fallo dubbio, non so che dire, cioè l'arbitro dice fallo di Lautaro e l'Inter pensa di averla vinta la partita. Invece no, Fiorentina poi trova un pareggio meritatissimo perché diciamo l'Inter ha retto bene fino a quel momento, però la Fiorentina aveva costruito quasi quanto l'Inter e secondo me per come ho visto la partita, per come è stata giocata da tutte e due le squadre, secondo me era il risultato giusto il pareggio. Vlahovic fa un grande gol, un errore secondo me di Godin che esce dalla difesa, sale troppo, viene scavalcato così dal giocatore della Fiorentina. Skriniar cerca di portarlo verso, diciamo, più laterale possibile per non farlo calciare, ma Vlahovic si inventa una giocata, un tiro diciamo, era bello defilato, era stato portato bello defilato, ma si inventa un bel tiro e fa un gran gol da una bella posizione. Veramente bellissimo il gol di Vlahovic. Alla fine penso pareggio, appunto lo ripeto, pareggio meritato per come ho visto la partita, per le occasioni da entrambe le parti. Da una parte Borja Valero, dall'altra Vlahovic e niente, l'Inter si ferma, viene raggiunta dalla Juventus a pari punti a 39. Fiorentina che prende un punto giusto per muovere la classifica, anche se un punto non serve a niente alla Fiorentina. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Vlahovic. Buona serata a tutti amici, anzi buonanotte a tutti amici da Napoliello87 e Forza Naples.